Anche quest'anno l'esperienza del Jobo è stata fantastica. Nel nostro stand sono entrati un sacco di ragazzi a giocare con noi, ma in realtà il gioco serviva per capire cos'è il sindacato. Quindi diciamo che la cosa che mi porto dietro è essere riusciti attraverso il nostro impegno a far avverare un sogno, quello di parlare il linguaggio dei giovani e a trasmettere loro dei valori. Per me il sindacato è una scelta di vita, fa tantissime cose, spiegarlo in pochi minuti è quasi impossibile, ma fa di tutto, dai migranti all'ascolto, all'aiuto nell'orientare i ragazzi nei posti di lavoro e sostanzialmente si tratta di aiutare le persone. Aver rivisto il papà presente qui alla Fiera di Verona, al Job Orienta, diciamo, mi ha commosso perché effettivamente immagino che sarebbe stato molto orgoglioso lui di riuscire a trasmettere ai ragazzi, ai giovani ancora adesso l'importanza di impegnarsi, di fare un percorso, preoccuparsi anche nella propria comunità di fare un qualcosa per gli altri. Lui sarebbe stato orgogliosissimo. Fino all'ultimo ha sempre detto: i ragazzi sono la forza e l'energia del futuro. Lasciatemi dedicare il pensiero a Egidio, il nostro pensionato. Sapere che sta continuando a fare il sindacalista anche se non c'è più è anche il modo perché le vecchie generazioni continuino a trasmettere alle nuove generazioni di sindacalisti il senso dell'impegno nel sindacato. Il sindacato non è solo sto dietro una scrivania e accolgo chi viene, ma il sindacalista è anche colui che cerca una relazione, va all'esterno, ogni giorno si impegna, fa sempre di più per fare in modo che non solo il sindacato, ma il contesto in cui il sindacato opera cresca e diventi un mondo migliore. O c'è un impegno sociale che gli dice vieni al sindacato a far cosa? Ci vuole accadere il cuore, ci vuole l'idea, la fede, se non c'è lo spirito. Fare solo con le mani non serve a niente.